Summer Night, quindi è un servizio che unisce da Santa Margherita, in particolare dal Covo di Nord-Est, fino a Sestri Levanti, quindi un servizio tarato sulle esigenze dei turisti, direi in particolare i turisti e famiglie, che quindi negli orari dalle 7:30, 8 di sera fino a mezzanotte potranno muoversi lungo la costiera e quindi conoscere altre località al di là di quella in cui risiedono. Sono circa 30 fermate tra un capolinea e l'altro e si viaggerà con i normali biglietti del servizio del trasporto. Questa è un'iniziativa che Città Metropolitana ha fatto da cerniera, ma il merito va ai comuni che si sono associati. Prendendo spunto dal vecchio discobus, l'hanno ampliato e hanno fatto un servizio anche a misura di famiglie. Questa è una bellissima cosa perché secondo me quando si lascia da parte il campanile e si fa squadra avvengono queste cose. Noi come Città Metropolitana, mi ripeto, siamo stati più marginali, abbiamo aiutato solo a far funzionare le cose e l'altro merito va ad AMT Extra che ha fatto un bellissimo lavoro sul territorio coinvolgendo sindaci e assessori del Tigullio. Contestualmente stiamo progettando anche l'elettrificazione di tutte le linee dell'entroterra e della città metropolitana. Il progetto di elettrificazione del Tigullio, il finanziamento che abbiamo ricevuto sia per la progettazione che per l'acquisto dei mezzi. Per ora saranno 8 mezzi sulla Santa Margherita Portofino con il centro di ricarica fatta a Rapallo e nell'altro finanziamento verranno ricercati i mezzi per Santa Margherita Rapallo. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio abbiamo ricevuto come Città Metropolitana di Genova i finanziamenti per la progettazione dell'elettrificazione di Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e oggi l'abbiamo presentata qua con AMT anche ai sindaci del posto in modo da fare un tavolo unico come è già avvenuto in passato, in modo da fare una sinergia e che il progetto quando si chiude tutti siano d'accordo e contenti in modo che sia funzionale. È un progetto che nasce da lontano col discobus, era nato a Rapallo con Santa Margherita, con Sestri Levante per proprio motivazioni nobili che sono la sicurezza soprattutto, quindi si sta puntando a una mobilità diversa, a un'accoglienza turistica diversa e consentitemi in questo progetto c'è anche una valenza politica, quella di un Tigullio unito. Un Tigullio che collabora, oggi collabora con un progetto su gomma, magari domani collaborerà con un progetto più virtuale, però questo è molto importante perché sono segnali importanti che servono per il nostro paese ma soprattutto per il nostro territorio. Ma ritengo che questo progetto sia un progetto fondamentale per la sicurezza dei nostri concittadini, per la sicurezza delle famiglie e anche un servizio veramente non solamente per i ragazzi ma anche per delle persone che possono usufruire di questo collegamento nella maniera sicura e lasciando a casa la macchina e di conseguenza con meno stress per tutti. Si va a ripetere quella che è stata a mio avviso un'esperienza estremamente favorevole che era quella di Tigullio Capitale della Cultura. Questi momenti storici ci hanno insegnato che bisogna fare rete, fare sistema e quindi essere uniti. Questa è un'iniziativa che riprende un'iniziativa già passata ma probabilmente se mi ricordo bene limitata soltanto da Rapallo a Portofino, questa arriva fino a Sestri Levante, ci sarà maggiore sicurezza per i nostri ragazzi e anche per quelle persone che vorranno girare tra i comuni del comprensorio in tranquillità, in sicurezza e senza utilizzare la macchina. Cambia proprio la prospettiva perché non è più un discobus notturno legato alle discoteche ma invece è il pensiero di un collegamento tra le città del Tigullio legato alla prima serata, quindi alla partecipazione agli eventi, alla mobilità sul territorio di cittadini e turisti per andare a mangiare in un comune vicino, per partecipare a manifestazioni in un comune vicino. È veramente un meccanismo di integrazione, un'offerta integrata sul territorio per consentire alle famiglie, alle persone di vivere la serata nel Tigullio e non soltanto nel comune in cui si trovano. Credo che questa nuova identità sia il grande valore aggiunto dell'iniziativa di cui parliamo oggi.